Un colpo di coda del virus non è da escludere, la pandemia non è finita. Luca Zaia l'ha voluto ribadire convocando il punto stampa alla Protezione Civile di Marghera. Appello alla prudenza, mascherina, distanziamento sociale, non sottovalutate questo aspetto. Altro appello, sento spesso la frase dire non preoccuparti, tanto sono vaccinato. Quante volte l'avete sentita questa frase? Allora, la certezza non c'è per nulla al 100%. Però è pur vero, non sto dicendo che la vaccinazione non funziona, però il vaccinato non può pensare di avere, come si può dire, la tranquillità di comportarsi come che non ci fosse più problema. Il vaccinato ha statisticamente una riduzione della possibilità di infettarsi di 6,6 volte. Cioè vuol dire che se metto uno non vaccinato e uno vaccinato a fianco e hanno contatto con il virus, il vaccinato ha 6,6 volte in meno la possibilità di infettarsi. Peraltro il vaccinato, per infezione intendiamo ritrovare la presenza del virus nelle sue narici, nelle vie respiratorie e punto, ci fermiamo lì. L'ospedalizzazione tra un vaccinato e un non vaccinato aumenta di 8,2 volte nel non vaccinato. Ciò vuol dire allora che il non vaccinato ha 6,6 volte in più la possibilità di infettarsi, il non vaccinato, e 8,2 volte in più la possibilità di essere ospedalizzato. Il vaccinato, c'è un altro dato importante che ormai la letteratura scientifica riporta, comunque se si infetta nella stragrande maggioranza dei casi è asintomatico, cioè non sviluppa malattia, e qualora sviluppa sintomi, sono sintomi diciamo, di gran lunga inferiori a evidenze cliniche che abbiamo nel non vaccinato. Questo per dire che la vaccinazione resta volontaria, ma è stata per noi oggi diciamo, la chiave di volta della pandemia. A me spiace che ci sia questo dibattito, lo comprendo, perché mi metto nei panni anche di chi magari ha paura, titubanza, eccetera, al massimo rispetto di chi non vuole vaccinarsi, ci mancherebbe. Cioè, non ho mai creduto che la soluzione sia l'obbligatorietà, questo l'ho sempre detto, se non lo sto dicendo degli anni, perché parlare di obbligatorietà vuol dire accarezzare anche una forma di ipocrisia, no? Perché l'obbligatorietà vera è l'obbligatorietà della vaccinazione coatta, no? Ma l'obbligo coatto alla vaccinarsi in un paese democratico civile non è mai esistito. Quindi io penso che parlare di obbligatorietà sia assolutamente, per quanto mi riguarda, insostenibile. Zaia ha anche rinnovato l'invito ad una pacificazione tra vaccinati e chi non intende sottoporsi a profilassi. Io penso che se rientrassimo in un confronto che sia meno aggressivo anche nei toni e che il governo riconoscesse, ad esempio, ho fatto l'esempio dei test fai da te, forse riusciremo a fare un po' di percorso assieme. Vedere famiglie spaccate a metà da questi dibattiti, le avete conosciute tutte queste situazioni, o amicizie che si vanno, come si può dire, dissolvendo perché ormai non si riesce più a ragionare, cioè, diventa una guerra di religione, non va bene. La situazione nelle scuole è sotto controllo, ma i contagi non mancano.